Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2 e 3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 5745 55. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio. Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, edizione del mattino di infofriulitv.net. Un importante documento è stato elaborato dall'UTI della Carnia e inviato all'UNCEM, Unione Nazionale Comunità Montane, per essere discusso ai tavoli che identificheranno gli interventi finanziabili con il Recovery Fund. L'occasione rappresentata dallo strumento europeo per la ripresa economica andava utilizzata al meglio, con una visione di sviluppo di area vasta. Questa consapevolezza ha mosso il lavoro di raccordo con tutti i comuni dell'Unione, che ha portato a identificare 3 ambiti di intervento strategici e trasversali e tutta l'area montana: l'agroalimentare, la scuola, l'autonomia energetica. Una scheda progettuale prevede infatti la creazione del brand Carnia, ossia lo sviluppo di un marchio territoriale che coinvolgerà l'intera filiera agroalimentare del territorio, con i caseifici della valle come capofila. L'obiettivo è quello di potenziare il settore creando nuova occupazione, avviando un serio piano di marketing e digitalizzazione delle aziende per sostenere la competitività e ampliare il mercato, formando figure professionali qualificate e attuando azioni di recupero del capitale naturale degradato, con riflessi anche sulla manutenzione del territorio. Una sostenuta iniezione di investimenti per 90 milioni di euro. A tanto ammonta il capitolo di spesa stabilito nell'ultima seduta del CDA di CAFC, riunitosi per l'approvazione del nuovo piano industriale 2020-23, coincidente con il terzo periodo regolatorio ARERA. Si tratta di un documento strategico ambizioso, soprattutto alla luce di un anno pandemico in cui tutte le società del settore idrico hanno garantito la gestione di un servizio pubblico essenziale, nonostante l'impatto negativo provocato dal Covid-19, sostiene con fermezza il Presidente del Consorzio Acquedotto Friuli Centrale, Salvatore Benigno, che tratteggia i prossimi anni all'insegna di concreti indicatori di ripresa. Grazie alla generosità e all'impegno del Comune di Coseano, della sezione donatori di sangue AFDS di Coseano e della riserva di caccia e sezione Federcaccia del Comune Collinare, sono stati acquistati 5 tablet di ultima generazione destinati all'unità Covid dell'ospedale di San Daniele del Friuli, dove sono ricoverati ormai da inizio novembre 80 pazienti.
Sono state presentate 15 nuove fermate accessibili a persone con disabilità motoria a Udine. Hanno partecipato all'incontro il sindaco Pietro Fontanini, l'assessore alle politiche per il superamento delle disabilità Elisa Asia Battaglia, il vicepresidente di Arriva Udine Massimiliano Marzin, l'assessore alle associazioni di Pasian di Prato Katia Gravina, il consigliere comunale di Tavagnaco con delega al piano di eliminazione delle barriere architettoniche Alessandro Barbiero e i rappresentanti delle associazioni disabili, dell'Associazione per i diritti del malato e della Fondazione Italiana Superamento Handicap. La realizzazione di queste 15 nuove fermate, ha sottolineato il sindaco Fontanini, rappresenta non solo un traguardo importante, ma anche una promessa mantenuta, perché per questa amministrazione il diritto delle persone disabili all'autonomia e alla libertà di movimento è sempre stata una priorità. Ma non ci fermiamo qui, perché il lavoro sarà finito solo quando raggiungeremo la copertura dell'intera città. E con questo è tutto, chiudiamo qui questa pagina informativa del mattino, vediamo appuntamento più tardi per le altre notizie. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto, alla prossima. Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2 e 3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 5745 55. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei.